Deci per prendere CNC fai un buco qua a CNC, vedi questo buchino, e a muro metti un gancio e dopo lui si mette a distanza corretta, lui entra questo gancio. Dopo prendi questa lamiera a ele, o prendi in questo modo, deci con un bullone che sarà qui, e sotto di lui mette questa bara di alluminio presa con bullone. Deci questa a parte destra. A parte sinistra è dato un buco dove lui, deci, preso questa gancio, solo che deve vedere distanza, tu metti prima uno e dopo fai segno per mettere secondo, deci in questo modo, e dopo prendere questa lamiera a L, mettere questa lamiera a L che tieni polistirolo con due chiodi, e dopo sotto metti bara di alluminio e prendi con il bullone, così si vede il bullone, e in questo modo, guarda. Penso che non è difficile, così, deci qua si prende da parte da alluminio e dentro c'è bullone e sarà in questo modo il CNC pronto per tagliare, così. Fate attenzione quando montate questa bara, deci quando fate questo buco, per essere all'altezza giusta, non essere troppo alto, non essere troppo basso, in modo che l'alluminio o legno che mettete qui per non toccare, deci, questa bara trasversale di alluminio, però il legno o che mettete qua non essere anche troppo grosso, perché il filo tocca il legno e non può andare verso sotto, così. Deci, questa deve essere praticamente non toccare sotto, deci avere, vedete, quasi mezzo centimetro, e sopra il filo avere spazio quando scendi. Per fissare il polistirolo sarà questa lamiera AL, è praticamente una lamiera questa più grande che le trovate a Brico, che sono un SD4. E praticamente hanno tagliato da qui per essere un L piccolo, come vedete, e in quale hanno fatto due buchini, uno qua e uno qua, e hanno inserito due chiodi di acciaio, in modo quando io metto polistirolo, così, deci lui entra in questa chiodi e sta verticale.